Questione di feeling. Flavio Tosi deve essersi svegliato con questo ritornello nelle orecchie stamattina, a 48 ore dal confronto decisivo col nemico amico Matteo Salvini. Una partita da dentro o fuori. Oggi o si fa la Lega del futuro o si muore. È il momento della conta dei fedelissimi. Forse non è facile da digerire, ma questo è il piatto in salsa piccante del giorno per il Consiglio nazionale della Lega Nord che si riunisce a Noventa Padovana, Repubblica Veneta, protettorato di Flavio Tosi. Chi sta con chi? Il segretario nazionale passa in rassegna i sostenitori su cui può fare affidamento. I consensi sono muscoli nella prova di forza di lunedì, nel braccio di ferro col segretario federale Matteo Salvini. Motivo del contendere? Le candidature per le regionali di primavera. Maledetta primavera, una corsa che Flavio Tosi avrebbe voluto fare a briglia sciolte con il suo canto libero, perché ognuno è padrone a casa sua, mentre invece da Milano la musica è tutt'altra, era già tutto previsto. Luca Zaia correrà per la poltrona di governatore sul modello Lombardia, assieme a Forza Italia e magari all'NCD. Un siluro milanocentrico che affonda il modello Verona, tanto caro a Flavio Tosi, che avrebbe preferito una Lega Nord che balla da sola. Ma la sensazione è che oggi il segretario nazionale veneto del Carroccio non sia solo. I consiglieri della tavola rotonda sono con lui, uno per tutti, tutti per uno. Nazionale Tosi? Su questo è d'accordo tutto il Veneto. Lo statuto della Lega parla chiaramente. In effetti, uno statuto la Lega ce l'ha e prevede che ogni feudo nazionale possa decidere liberamente quando candidare chi e come. Dunque, Flavio Tosi dovrebbe decidere in Veneto. Dovrebbe, perché Salvini con una zampata potrebbe modificare le regole strada facendo. Cambiare lo statuto in corsa, credo, a partita quasi finita, credo che non sia corretto, tutto lì. Uno schieramento quasi unanime, tutte vitamine per Flavio Tosi che a Noventa Padovana canta poco ma in modo illuminante. È questione di chi sta col Veneto. Chi difende l'autonomia della Lega Veneta. Il federalismo lo si pratica principalmente e soprattutto in primis all'interno del movimento, siccome c'è uno statuto federale. Insomma, guai a chi tocca lo statuto. Flavio Tosi fa il guardiano della Magna Carta del Carroccio. Si scalda, forse per correre con una lista propria, contro Zaia. Forse, ancora peggio, potrebbe accettare la corte dell'UDC che lo ossequia e gli offre un matrimonio se non d'amore almeno di interesse in un terzo polo centrista pronto a candidarlo alle regionali. Nella Lega che si slega c'è aria di separazione e proprio nel giorno di San Valentino. Come diceva quella canzone, ah sì, tra le ultime parole d'addio è quando va la musica.